Le tappe che ho fatto sono state a partire da Calagonone, sono arrivato a Calaluna, dove ho passato la prima notte. E il secondo giorno sono partito all'alba per Calabiriola, dove ho passato quindi la seconda notte. E poi il terzo giorno sono arrivato a Calamariolo, il quarto a Calaglorizze e la sera del quarto giorno sono ritornato a Calasisine, per poi l'indomani mattina ritornare a Calagonone. La tappa migliore è stata sicuramente Calaglorizze, per una questione prettamente estetica. Però se devo fare una valutazione emotiva e di preferenza, diciamo, personale, sicuramente quella che mi è piaciuta di più è stata Biriola, perché è quella più incontaminata tra le cale della zona, quella che ancora, diciamo, non ha troppa presenza umana e quindi, diciamo, quella con cui riesci a sentire di più un contatto con la natura. Per orientarmi all'interno della costa non ho avuto bisogno di grosse mappe perché conosco bene quella zona e quindi per me è stato facile sapere da dove partire e dove arrivare. Dopodiché le varie cale c'ero già stato via trekking, quindi sapevo già dove passare per dormire la notte e dove rimanere. Non ho avuto bisogno di grossi supporti, ma allo stesso tempo i signori che mi hanno affittato il kayak mi hanno fornito una mappa plastificata della zona con le distanze tra le varie mappe, quindi diciamo anche abbastanza semplice, anche non essendo, diciamo, esperti della zona, è facile riuscire a organizzarsi il percorso. Nello zaino ci ho messo roba da mangiare che poteva essere non deperibile, quindi cibo in scatola, biscotti, merendine, mele, e dopodiché ci ho messo il sacco a pelo, l'asciugamano, e fondamentale è stato l'autan per le zanzare. Ho scelto di fare questo viaggio completamente da solo perché era un'esperienza che mi mancava. Nelle mie avventure, trekking, arrampicate o viaggi vari, sono sempre stato in compagnia. Avevo il desiderio da diverso tempo di fare qualcosa del genere da solo. E niente, però quello che succede è che quando fai un viaggio in solitaria non sei mai realmente da solo, perché la finisci a conoscere molte persone e a parlare con un sacco di persone, cosa che magari non faresti quando sei in un viaggio in compagnia o in gruppo. La persona che più mi è rimasta in mente è stato questo escursionista francese che ho incontrato la prima sera a Calaluna. Non mi è rimasto tanto impresso per qualche motivo particolare, semplicemente il fatto che arrivando la prima sera a Calaluna mi aspettavo di rimanere da solo durante la notte e invece quello che è successo è che ho incontrato questo escursionista con cui ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo parlato un po' e bevuto un po', perché tra l'altro lui si era portato appresso un po' di mirto, un po' di birra e quindi cosa che io non avevo portato perché essendo da solo, diciamo che chi non beve in compagnia si sa, no? Diciamo che oltre a questo c'è anche da dire che conosci molto te stesso, è una cosa che normalmente nei viaggi in compagnia non provi, è quella di rimanere molto a ragionare e a riflettere sulla tua personalità, sul tuo intimo e quindi a pensare un po' a te stesso e a cercare di capire di più i pensieri che ti passano sulla testa. Le difficoltà più grosse che ho incontrato sono state le zanzare, perché essendo partito con il sacco a pelo e basta, benché mi sia portato appresso l'autan, quello che succedeva è che non avendo una tenda, considerate che era vietato utilizzare la tenda all'interno di quelle spiagge, quello che succedeva è che le zanzare mi assalivano la notte anche se avevo l'autan. Il momento più bello è stato sicuramente la prima mattina, il risveglio dalla grotta di Calaluna, quando vedi l'alba sorgere sul mare dall'interno della grotta, ed è stato forse il momento più bello in assoluto perché quello credo che non te lo possa regalare nessuna fotografia o video. Una cosa fatta non vale il pentimento, vuol dire fatta una cosa non vale più pentirsi.